100 passi indietro. Sono quelli che ha fatto oggi il Cagliari nella prestazione di Genova. E non mi voglio aggrappare alle assenze, seppur tante, forse troppe, ma mi voglio aggrappare e voglio condannare l'atteggiamento. Ragazzi, non si può giocare una partita del genere con questo atteggiamento, perché il Genoa era già salvo, non dovevamo aspettarci regali dal Genoa. Ma chi ha visto la partita sembrava che il Cagliari fosse già salvo e il Genoa è la squadra che si doveva salvare. Il Genoa oggi è superiore su tutti i punti di vista: corsa, intensità, qualità, insomma ci hanno messo grinta, ci hanno messo voglia. Il Cagliari non è partito, è rimasto a Cagliari, probabilmente aspettare l'arrivo di Sant'Efisio. Oggi hanno sbagliato tutti, ragazzi, tutti, non salvo nessuno. Formazione iniziale totalmente sbagliata, non capisco perché Makumbu in panchina, non capisco perché De Jora dentro e Sulemana in panchina. E poi le assenze d'obbligo, ma queste non sono una giustificazione, ragazzi. Io condanno l'atteggiamento. Una partita, anche un'occasione per chi ha giocato di meno di mettersi in mostra. Andiamo a giocare a San Siro con l'Inter, mettendo sicuramente con più giocatori, dando il cuore, dando l'anima, e abbiamo paura di giocare a Genova con un Genoa già salvo. Atteggiamento davvero inesistente del Cagliari oggi. Non siamo mai stati in partita, non abbiamo mai impegnato Martinez, il portiere del Genoa. Una squadra letteralmente confusa. Gaetano non pervenuto, Sciomuro prova a lottare, Oristanio anche lotta ma poi si fa male. Insomma, ragazzi, non c'è da salvare nessuno. Prestazione pessima del Cagliari di Ranieri, con oltre 100 passi indietro rispetto a quello che avevamo visto nelle partite precedenti. E dispiace perché era una squadra in salute, ripeto, non mi voglio aggrappare al fatto delle assenze. L'atteggiamento oggi doveva essere diverso. Si può perdere, ma non così, non dando tutto come spesso dice Ranieri. Bisogna sempre dare tutto. Oggi il Cagliari non ha dato neanche metà e dispiace, ragazzi, dispiace perché non siamo ancora salvi. La zona retrocessione dista solo 3 punti e con il Lecce all'Unipol Domus sarà una finale. E attenzione, ragazzi, perché anche il Lecce, così come il Genoa oggi, non regalerà niente. Serve ridarsi una svegliata, serve ritornare con i piedi per terra e giocare per vincere con Lecce, altrimenti, ragazzi, tutto quello che di buono è stato fatto rischia davvero di essere solamente fumo. C'è poco da commentare oggi per la partita, ragazzi. Lasciate un like al video, ricordatevi di seguirmi. Oggi siamo tutti un po' più tristi per questa prestazione orribile del nostro Cagliari.